Mi è stato chiesto ieri dai miei genitori per permettere loro di andare a mangiare una pizza in tranquillità, di fare da guardia alla loro casa. La famiglia di Ketty Zancanaro vive in una frazione di Mogliano, un quartiere sotto assedio dai ladri, al punto che molti evitano di uscire di casa per paura che i malviventi entrino in azione, oppure, come nel caso dei genitori della signora Ketty, chiedono a qualcuno di sorvegliare l'abitazione in loro assenza. E da giorni ormai vengono svaligiate circa 2 abitazioni al giorno e anche a orari diurni, nel pomeriggio, appena uno esce sembra che siano appostati per poi derubare. La sera stessa in cui Ketty Zancanaro ha sorvegliato l'abitazione dei genitori, in un post sulla pagina Facebook 6 di Mogliano Se, ha deciso di sfogare la sua frustrazione, trovando la solidarietà di molti altri concittadini. Poche ore dopo la pubblicazione, la telefonata di una vicina. Ero qui da sola col cane fuori a far da guardia e l'allarme è inserito e mi ha chiamata una vicina di casa, 2 case più in là, per dirmi che avevano cercato di entrare a casa di suo zio con le persone in casa. Ma sono diverse le zone di Mogliano prese di mira dai ladri, incuranti che in casa vi siano o meno i proprietari. Che è una zona residenziale nuova dove si sono arrampicati per le grondaie e sono arrivati a derubare un appartamento al secondo piano di una palazzina in cui tutti erano a casa di domenica sera. Una situazione invivibile, dice la signora Ketty, soprattutto per i più anziani. Io chiedo di non dover vivere nella paura, perché credo che se sistematicamente prendono di mira delle zone e anche delle zone residenziali in cui c'è tanta gente, delle persone così, vuol dire che hanno la certezza dell'impunità e hanno la certezza che nessuno li prenderà, altrimenti non oserebbero, io penso, no? Se avessero un minimo di timore. Invece il timore ce l'abbiamo noi.